un saluto agli organizzatori e agli amici ospiti che sono qui presenti. Anch'io mi riallaccio alle prime cose dette da Paolo Manichella, la sua osservazione rispetto alla presentazione fatta dall'amico Catalano, che ha illustrato la transizione dal franchismo allo Stato attuale democratico nella sostanziale continuità del franchismo. Ma è ciò che è accaduto esattamente in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè praticamente la ricostruzione dello Stato, la messa in efficienza dello Stato nuovo, anche dopo la Costituzione, fu ottenuta con un grosso recupero delle classi dirigenti fasciste. C'è un bellissimo libro di Mirella Serri intitolato I Redenti, dove da storico come Mirella Serri analizza tutta una serie di nomi illustrissimi della sinistra e della destra, dimostrando come fossero stati tutti grandemente fascisti. Divennero ministri, divennero intellettuali di spicco, divennero dirigenti delle grandi corporazioni di origine fascista, però praticamente gestirono il passaggio dallo Stato fascista monarchico e corporativo allo Stato democratico. Non sta a me giudicare se questo sia sbagliato o non sbagliato, perché tutto sommato quando si esce fuori da una guerra disastrosa, perduta e ingiusta come quella che aveva iniziato l'Italia fascista e monarchica, probabilmente la scelta di non far scorrere altro sangue oltre a quello che era scorso abbondantemente in tutte le guerre del fascismo e anche nella resistenza e la lotta al nazifascismo, non sta ben giudicato, anche se è giusto ricordarlo con molta precisione. E nella serie del suo libro analizza soprattutto i due grandi partiti italiani di allora, del primo dopoguerra, la DC e il Partito Comunista Italiano, partiti molto diversi, schierati, chi con il cosiddetto mondo libero e gli Stati Uniti d'America, chi con l'Unione Sovietica e il comunismo reale di allora, cioè il leninismo staliniano. È un periodo che si intreccia con tutta la storia della riscrittura dello Statuto sardo, che fu approvato l'ultimo giorno e come ultimo atto della Costituente che approvò la Costituzione italiana, e naturalmente già nelle fasi precedenti all'elaborazione del nostro Statuto, cioè la consulta regionale che stava proponendo il nostro Statuto, si trovarono i saldisti, cioè gli autonomisti di allora, in contrasto con tutti gli altri partiti italiani che erano, come dicevo prima, permeati di cultura nazionalista italiana, permeati di mentalità centralista italiana, permeati di corporativismo italiano, che non solo non avevano assolutamente in mente di poter accettare la richiesta autonomistica del Partito Salvazione di allora, ma anzi tendevano ad accentuare la ricostruzione della Repubblica, non accettando le autonomie e quindi portando avanti una linea politica che naturalmente anche sulle questioni statutarie, dei poteri, della sovranità della Sardegna, come sul piano economico, erano estremamente contrari.
Naturalmente c'era la Democrazia Cristiana e la destra di origine fascista, anzi fascista direi, e i columnisti che erano naturalmente centralisti, mentre c'era il Partito Comunista e i socialisti che erano invece per una economia di Stato, un'economia centralizzata, un'economia programmata, e queste due mentalità si improvvisarono contro la proposta salvista, che era la proposta non solo di statuto regionale nel quale la fiscalità sarebbe stata, secondo il pensiero salvista, di completa competenza della regione, ma furono anche molto contrari alla proposta di zona franca che i costituenti salvisti vedevano non come proposta a sé stante, ma come uno strumento di attuazione della competenza principale della fiscalità, perché era evidentissimo, per quanto pensassero i salvisti, che un'idea di un popolo, di una struttura politica ed economica non poteva reggersi in libertà, semplicemente in libertà, senza poter controllare e determinare la fiscalità. Il Partito Comunista era estremamente contrario. Ora io non è che voglio fare una critica a sinistra o a destra, però bisogna dire che contestualizzando i fatti dall'ora, perché sarebbe assurdo non farlo, il Partito Comunista era contro l'autonomia, poi fu contro la lotta alle zanzare, poi fu contro il piano della Rockefeller, poi fu contro alla proposta di bilinguismo e della lingua sarda, poi si schierò in tutti gli anni 80 e 90, quando riprese il dibattito sulla zona franca, sempre contrariamente. Ma non questo perché? Perché ideologicamente la sinistra italiana era contraria al liberismo, non il liberismo sfrenato, o il liberismo sregolato, o il liberismo non giusto, bensì al principio stesso del liberismo. E poi era molto legato a una disciplina di partito che lo legava nel tempo della guerra fredda, sappiamo benissimo, allo scontro fra gli Stati Uniti, il cosiddetto mondo libero, e l'Unione Sovietica. Per cui non stupisce che anche dai nostri emergano queste resistenze come ha illustrato Paolo prima con molta attenzione, e sono resistenze che hanno origini profonde costituenti di una certa mentalità. E noi vediamo che anche adesso, quando Roberto, il Corriere della Sera di ieri, anzi di avantieri, e c'era il fondo di Rizzo, una penna abbastanza buona del giornale, era tutta un'analisi della struttura dello Stato e dell'economia in questo momento di crisi, e la conclusione qual era? La conclusione è: dobbiamo darci assolutamente coraggio, dobbiamo eliminare le autonomie sociali. Punto. Ora, questo non è stata una battuta di uno scrittore, un giornalista che così scrive più o meno quello che gli viene in mente. È la linea politica che si sta portando avanti contro le autonomie sociali. È la linea politica economica della non restituzione delle nostre imposte, è la linea politica della cancellazione della lingua sarda dal Conta Spendi Review, è la cancellazione dei diritti della lingua sarda dalla Carta Europea la cancellazione
considerazione dei diritti della lingua sarda nella proposta di ratifica della Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa. E cioè tutta una lotta che sta ritornando a galla del centralismo di sempre, cioè è una situazione di grande reazione alla quale bisogna dire che si stanno prestando moltissimi sardi, moltissime strutture sarde intellettuali a partire dalle università. Basta ricordare cosa è accaduto per quanto riguarda i progetti di lingua sarda all'Università di Sassari, per capire come dal punto di vista concettuale, intellettuale, c'è una resistenza che si salda a una resistenza generale per quanto riguarda le prospettive della nostra economia. Vorrei ricordare una cosa: mi stavo rivolgendo tempo fa, e poi nel merito dell'intervento che devo fare, una parte del verbale del congresso del Partito Salvazione di Macomet del 1994. Vi parlo di molto tempo fa, però è da lì che è rinata la vicenda moderna dell'autonomismo, del fallimento dell'autonomia, del superamento dell'autonomia e delle prospettive che oggi vengono definite come indipendentiste. Luigi Giano, che fu uno degli scrittori, anzi il principale estensore forse della proposta di statuto speciale, diceva: nel 1921, quindi ricordando il sardismo prima del fascismo, noi del Partito Salvazione sapevamo già quale funzione doveva essere riservata e riconosciuta alla regione è intesa, l'idea che i sardisti allora avevano di statualità della Sardegna, e qui lo spiega bene. In ogni caso la Sardegna, verso quale assetto doveva avviarsi lo Stato, questo Stato italiano, pur non potendo allora pensare di imporre la soluzione del problema istituzionale, poiché soprattutto importava combattere, fissare e attuare le premesse di tale problema e le condizioni dell'autonomismo, sapevamo e affermavamo che la nostra battaglia, ove le altre regioni ci avessero seguito, doveva concludersi col federalismo. Continua però. D'altra parte, i motivi della battaglia prevedevano il caso che le altre regioni non volessero seguire la Sardegna nell'assalto alle vecchie istituzioni e posizioni. E per questo il sardismo affermava la linea teorica e pratica che il federalismo no, l'isola nostra doveva avere la sua autonomia, cioè la creazione particolare dello Stato regionale da attuare in accordo con lo Stato italiano o senza raccordo con lo Stato italiano, ove questo contrastasse e soprattutto pensasse a distruggere il nostro movimento. Il messaggio è chiaro e lucido, ed è il messaggio che è una fotografia dell'attualità, cioè noi tutti, il grande movimento autonomista, federalista, sardista, indipendentista, comunque esso si definisca, deve fare di tutto per un accordo. Se l'accordo non c'è, bisogna camminare dentro le gambe, bisogna prendersi i nostri diritti, che sono diritti storici riconosciuti internazionalmente e che sono indispensabili, come ha dimostrato la reazione di Paolo, per il nostro sviluppo e per la nostra crescita economica e civile. Quindi continua sempre Giano dicendo: su questo punto oggi, nel 1944, non è intervenuto e non può intervenire nessuna modificazione. Se gli altri non vorranno, vorremmo noi della Sardegna, per noi stessi, indipendentemente dagli altri e ove occorresse contro gli altri. Allora questo è chiaro, ove occorresse contro gli altri. Evidentemente i giorni d'oggi contro gli altri non significa prendere le armi, che sia chiaro. Il movimento sardista mai ha pensato a questo, anzi è l'unico movimento dell'Europa occidentale che mai ha
pensato né ha utilizzato violenza per ottenere i suoi obiettivi. E questa è una grande cosa. Ricordiamoci che nel 1948, negli anni successivi, l'autonomia della Sardegna, per quanto un gatto e non un leone, era presa ad esempio in tutta Europa, dall'Irlanda del Nord alla Catalogna, al Paese Basco, a tutti i paesi che oggi sono molto più avanti di noi per le realizzazioni politiche e statutarie, perché allora era stato un balzo in avanti incredibile, la costruzione di un Parlamento con potere legislativo, eccetera, eccetera, quello che noi tutti conosciamo. Successivamente nel dibattito, sempre allora, intervenne l'ingegnere Giacomo Manconi presentando un ordine del giorno della sezione in Cagliari, auspicando attraverso l'indipendente azione del partito l'elezione della Sardegna in Isola Franca per promuovere la resurrezione economica dell'isola. Allora, già dal 1944, nelle linee portanti dell'autonomismo d'allora del Partito della Nazione esisteva il concetto della zona franca, degli istituti franchi. Ma perché questo concetto di istituti franchi? Gli istituti franchi erano istituti che allora già concernevano sia le dogane, cioè le tasse di entrata e uscita dalle frontiere, sia la fiscalità. Ma questo per dove è nato? Quando è nata questa idea di zona franca, e quindi di fiscalità e doganalità agevolata? È nata nel 1846, con la fusione perfetta. Nel 1847 la Sardegna, che era stata ceduta ai Savoia e che la presero a Malavoglia, era uno Stato completo. Aveva le sue frontiere, aveva le sue dogane, aveva la sua fiscalità. Per uscire dalla Sardegna e andare in Piemonte necessitava avere il passaporto. Era uno Stato completo, perché allora il Regno di Sardegna, allargato agli Stati terraferma, era uno Stato diciamo confederato e naturalmente sotto la dinastia di Savoia, perché allora c'era la monarchia. La capitale era Cagliari, mentre il governo risiedeva a Torino. Ci fu un periodo che la Sardegna fu completamente indipendente sotto i Savoia, quando Napoleone ha annesso il Piemonte alla Francia. I Savoia fuggirono in Sardegna come i Borboni fuggirono in Sicilia, e la Sardegna per 15 anni fu indipendente. C'erano gli ambasciatori di tutti gli stati del mondo in Sardegna, c'era la moneta sarda, c'era la fiscalità sarda, c'era tutto quello che era la caratterizzazione di uno Stato. Con la fusione questo fu perduto, cioè con la fusione le leggi di terraferma, cioè del Piemonte, che avevano fatto delle riforme in Piemonte, prima di tutto la riforma dello statuto cosiddetto albertino, ma poi era lo statuto sardo, che rimase sino al 1948, era lo statuto sardo. Praticamente tutti gli antichi privilegi della Sardegna vennero perduti. Chi è che fece questo? Lo fecero la nobiltà, soprattutto cagliaritana, i grandi proprietari, il clero, la borghesia compradoras, perché dandone un'interpretazione benevola, forse speravano che questo avesse potuto portare dei vantaggi alla Sardegna. Dopo pochi anni la pubblicistica ci ricorda che si pentirono tutti, perché le regole della terraferma distrussero completamente l'economia della Sardegna. Ma non solo distrussero l'economia della Sardegna, gli iniziò l'erosione dell'identità sarda come popolo, come nazione, come entità umana
e culturale col diritto all'autodeterminazione per lo Stato nazionale. La situazione economica per la Sardegna fu sempre più peggiore, ma quest'idea della zona franca continuò. Già nel 1896 la commissione d'inchiesta parlamentare Paes-Serra, che venne in Sardegna per vedere come stavamo, e stavamo malissimo, riuscì a dire che la Sardegna aveva bisogno di un sistema di fiscalità doganale. Questo continuò sino al primo dopoguerra, quando nel primo dopoguerra riuscimmo a ottenere i punti franchi. I punti franchi non vennero posti in attuazione. Gli unici passaggi positivi che ci sono stati ultimamente, e concludo per arrivare all'attualità, furono che nel 97 fu sottoscritto un protocollo di intesa fra il governo e la Regione Sarda intitolato Zona Franca, dove il governo si impegnava a realizzare la Zona Franca in Sardegna. Successivamente ci fu il decreto legislativo numero 75 dell'88 che stabilì che i porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Porto Verdi e Arbacas fossero zone franche. Cioè, oggi come oggi la zona franca è già stata stabilita, è formata da tutti questi porti, ma neanche uno è partito, ma non solo. Con un accordo di programma successivo il governo si impegnò a realizzare in tutta la Sardegna una zona franca fiscale per abbattere i sovraccosti della nostra insulina. Per cui la battaglia per la zona franca deve partire da qui, deve partire per ottenere i nostri diritti, che sono quelli di poter attirare capitali, imprese, lavoro e dare la possibilità alle nostre piccole e medie imprese di evolversi avendo tutta una serie di agevolazioni fiscali. Il discorso è particolarmente lungo, infatti io ho preparato il testo che vi distribuirò, ci saranno altre occasioni per continuare questo discorso. La verità qual è? Che oggi c'è l'immobilismo. Il governo Cappellacci, come il governo Palomba, come il governo Impini, come gli altri, che deve stabilire la perimetrazione delle zone franche, non l'ha fatto. Bisogna fare una forte pressione verso il governo regionale, una forte pressione delle forze politiche e sociali in questa direzione. Certo, non è la soluzione che tutti possono auspicare, non è la fiscalità in capo alla Regione Sardegna o come la vogliamo chiamare, perché quella si potrà avere solamente cambiando lo statuto e mettendo la fiscalità e competenza primaria della Sardegna. E questa è vera sovranità. Se non è vera sovranità è senz'altro il 90% della sovranità. Allora, per far questo io credo che si debba mobilitare la gente, si debba studiare la questione, come dicevo all'inizio, ricordando il congresso del 44, se non sono d'accordo ce lo dobbiamo prendere, e quindi io non vedo, e concludo con questa osservazione, non vedo per quale motivo noi dobbiamo pensare a utilizzare delle norme di attuazione del nostro articolo 12 quando il nostro statuto è già la norma d'attuazione della Costituzione. Cosa dobbiamo? Avere due norme di attuazione. La Regione deliberi e se la prenda, ci manderanno i carabinieri. Lo facciamo però, allora bisogna portare la gente in piazza o fare referendum in modo che quando il 70%, come è accaduto nel referendum sul nucleare sardi, dicono noi vogliamo una zona franca, quella è verità. Quelli sono atti compiuti politici
valore internazionale. Sono d'accordo su questo, cioè bisogna portare la questione SAGI a livello internazionale. Grazie.